Processi fissati al 2024, il rischio prescrizione. Il presidente della Commissione Giustizia al Senato Ostellari chiama il procuratore reggente di Treviso De Bortoli dopo l'allarme lanciato ieri, chiesto l'intervento del Ministero. Resta alta la tensione tra i sindaci esclusi dai fondi di rigenerazione urbana andati all'amministrazione del Sud. Il presidente di ANCI Veneto Conte ha Focus, pronti a riconsegnare la fascia tricolore. Contagi record di Veneto con oltre 16.000 nuovi positivi, ma grazie ai vaccini gli ospedali reggono. Nella Marca boom di chiamate giornaliere al SUEM. Intanto prima ripartizione di 1.440 confezioni di pillole anti-Covid agli ospedali. Contagi a scuole, le regioni discutono sulle proposte. Domani la decisione del governo. Zaia dice decide la comunità scientifica su basi certe, rilancia, si può ripartire con i test fai da te in classe. Tamponi municipio per le quarantene degli studenti. L'esperimento iniziato a Zero Branco venerdì scorso verrà ampliato ora in 64 comuni della Marca. Un fortissimo trauma cranico è stato fatale alla 18enne di Villorba, morta nel tragico schianto di Fontale nella notte di Santo Stefano. Oggi l'autopsia disposta una perizia dinamica sull'incidente. Doppia frattura a clavicola e piede per il ciclista britannico Alexander Richardson, tamponato da un furgone mentre si allenava a Montebelluna e rovinato a terra. Il campione è operato a Oderzo. Ondata di maltempo in arrivo da domani pomeriggio anche della Marca, temporali e forte vento ma anche rischio gelate. E così anche l'ultimo panevin previsto, quello di Chiarano, viene cancellato. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dall'allarme lanciato ieri proprio in questo telegiornale dal procuratore reggente di Treviso Massimo De Bortoli, che con un duro sfogo ieri aveva attirato l'attenzione sulla situazione drammatica che vive la procura, i processi fissati al 2024, il rischio prescrizione. Situazione, dicevamo, drammatica. È arrivata oggi la chiamata del presidente della Commissione Giustizia al Senato. La situazione qui a Treviso è insostenibile. Non è caduto nel vuoto l'allarmante appello del procuratore facente funzioni di Treviso Massimo De Bortoli sullo stato della procura, oberata da inchieste impegnative come quella su Veneto Banca, alle prese con una cronica carenza di organico e impotente rispetto alla messa in calendario di processi da parte dei GIP addirittura nel 2024. A farsi carico del caso è il senatore della Lega e presidente della Commissione Giustizia al Senato Andrea Ostellari. Sono in contatto con il procuratore reggente di Treviso, Massimo De Bortoli, che incontrerò anche presto. Grazie a una interrogazione della collega Ingrid Bisa, la Lega ha già richiesto un intervento da parte del Ministero circa il prossimo arrivo di nuovo personale. Ostellari ha dunque sentito direttamente De Bortoli, a cui spetta il compito di reggere la procura in questo complesso momento, in carenza di magistrati ma anche e soprattutto di personale amministrativo. 2 nuovi sostituti dovrebbero venire assegnati nel corso dell'anno, ma questo non basterà a riattivare la macchina a pieno regime. Esigenze che De Bortoli ha senza dubbio illustrato a Ostellari, che lascia intendere che le risorse per farvi fronte si troveranno. Le risorse per il settore giustizia non sono una spesa, ma un investimento per i cittadini che meritano un servizio efficiente e veloce, da nord a sud. Una polemica forte, quella dei sindaci veneti rimasti esclusi dai fondi di rigenerazione urbana, la polemica che stiamo raccontando in questi giorni, gran parte dei fondi andati all'amministrazione del Sud, esclusi il 90% dei comuni del Veneto. Abbiamo raccontato in questi giorni le prese di posizione forte del sindaco di Treviso, nonché presidente di ANCI Veneto, che ieri a Focus ha detto pronti a riconsegnare le fasce tricolori. La provocazione è clamorosa. 585 sindaci veneti potrebbero restituire al governo la fascia tricolore. Parte dai primi cittadini una richiesta netta. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, usa la parola meritocrazia. I fondi del piano PNRR devono essere distribuiti premiando i comuni virtuosi, quelli che hanno i bilanci regolari e progetti chiari e trasparenti. Hanno scritto al premier Draghi, se non risponderà, la prossima settimana in programma un viaggio a Roma. Vogliono un incontro e durante la nostra trasmissione Focus con il direttore Bacialli, il sindaco di Treviso, che è rappresentante di 585 primi cittadini veneti, è durissimo. E la settimana prossima, se non riceveremo risposte da ANCI Nazionale, che a onor del vero in questa partita ci sta supportando tanto il presidente De Caro, e dal premier Draghi, noi siamo pronti e andremo anche a riconsegnare 585 fasce tricolori. La richiesta è fin troppo semplice: rivedere il bando e inserire tutti quei comuni veneti che hanno dimostrato di saper spendere i soldi pubblici senza sprecare nulla. Chiediamo semplicemente di essere messi nelle condizioni
condizioni di poter dare risposta alla comunità e di poter cogliere questa opportunità, perché abbiamo dato dimostrazione di saperlo fare. Stanchi di quella che è considerata una beffa, spiega Conte, abbiamo scritto a Draghi, se non risponde andiamo a Roma e vogliamo incontrarlo, ma anche il ministro dell'economia Franco e la titolare degli interni, la Morgese, che ha gestito il bando. Faccio l'esempio del comune di Treviso. Noi con questi soldi vogliamo riqualificare la caserma Salsa, vogliamo completare la riqualificazione della biblioteca SGIL, vogliamo sistemare le mura cittadine, che non sono soltanto un monumento storico. In altre regioni sono finanziati anche comuni in dissesto economico, in Veneto invece esclusi progetti di chi ha dimostrato di saper investire. Noi chiediamo immediatamente di intervenire con gli 800 milioni mancanti per poter scorrere la graduatoria e finanziare quei progetti che sono buoni, che sono già inseriti nei piani pluriennali degli investimenti dei comuni. Adesso l'emergenza Covid, a partire dalle pillole anti-Covid che sono arrivate anche negli ospedali del Veneto. Sono 11.899 a livello nazionale le confezioni di Molnupiravir, le pillole per il trattamento dei pazienti positivi, consegnate finora agli ospedali italiani dalla struttura del commissario straordinario Francesco Figliuolo, che le ha acquisite dal produttore Merck. La ripartizione regionale delle confezioni vede al primo posto la Lombardia con 1.800, seguita da Lazio 1.680 e poi Toscana e Veneto con 1.440. Dunque in arrivo, arrivate e verranno distribuite poi nei prossimi giorni negli ospedali del Veneto e quindi anche della Marca le confezioni delle pillole anti-Covid. Intanto si registra oggi un record di contagi in 24 ore, oltre 16.000. Ovviamente questo porta anche a numerosissime chiamate in questi giorni del SUEM, del pronto soccorso, tante chiamate giornaliere con i pronto soccorso sotto stress, non solo per le chiamate Covid, ma si aggiungono anche evidentemente le chiamate normali. Da una parte dunque i contagi record, ma c'è anche una flessione della curva dei ricoveri grazie al vaccino, e poi il nodo della scuola. La scuola aprirà o non aprirà? Noi tifiamo tutti perché la scuola apra, ma di certo deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificarne la possibilità di aprirla. Cioè, non esiste che la comunità scientifica, e non sono i talk show, sono il comitato tecnico scientifico, entro questa settimana ci dicano se dal 10 si potrà aprire la scuola. L'appello di Zaia alle istituzioni scientifiche è quello di tutte le regioni, chiamate in queste ore a mettere nero su bianco un protocollo definitivo di proposte da portare al governo con le possibili misure per il ritorno a scuola in sicurezza. Bocciata la distinzione tra vaccinati e non, sul piatto ci sono fra l'altro quarantene diversificate per classi d'età e numero di positivi. Tutto da discutere e approvare, ma CTS e Istituto Superiore di Sanità dicono in coro: le regioni devono prendersi la responsabilità di decidere su dati certi. Il primo passo chiave, secondo Zaia, è quello della autodiagnosi. Avere il coraggio di portare il test fai da te nelle scuole, come si fa in Gran Bretagna o Israele. Penso che sia giunto il momento di accogliere anche l'appello di CDC, che è l'organo internazionale delle pandemie, che dice di utilizzare i test fai da te, e direi che la scuola è un'ottima occasione, un ottimo contesto per avviare questi screening. Tutto questo mentre a 6 giorni dalla campanella il Veneto fa registrare il record assoluto di contagi in 24 ore, 16.602, dato da brividi che va tuttavia calcolato in rapporto all'enorme mole di tamponi fatti ieri, 153.227, e che se rapportato al dicembre 2020 dimostra ancora una volta la potenza dell'arma vaccinale. Vuol dire che c'è alta contagiosità di questa variante, vuol dire che 4 giorni del dicembre 2020 valgono come una giornata di contagiati di oggi, ma soprattutto il fatto che siano molti vaccinati ci permette ancora di avere una gestione degli ospedali assolutamente buona e avere anche mortalità basse rispetto all'anno scorso. 28 decessi nelle ultime 24 ore. 2 anni fa senza vaccino si era arrivati a punte di 10 volte superiori, con molti meno contagi. Se il Veneto resta in giallo è proprio per questo. Area non critica e terapie intensive reggono, anche se con difficoltà. E i grafici della curva dei ricoveri mostrano una tendenza che si spera continui. Di certo c'è una timida flessione, spero che si sia raggiunto un plateau, perché le curve hanno tutto un andamento
ben definito. Vaccinare resta dunque l'imperativo e su questo tema arriva l'ultimo appello di Zaia alle istituzioni, farsi trovare pronti per la quarta dose. Spero che la storia vissuta con la terza dose in Italia, dice, non venga ripetuta per la quarta. Abbiamo perso 1 mese e mezzo a favore degli anziani perché aveva concluso il ciclo di 6 mesi. Visto considerato che se già abbiamo paesi europei che programmano la quarta dose, o quantomeno stanno parlando di programmare la quarta dose per febbraio, ci sia quantomeno anche in Italia una presa di coscienza che febbraio è dopodomani. E poi ci sono i presidi delle scuole e ovviamente anche loro chiedono soprattutto certezze. La vediamo molto critica, cioè ci sono ancora troppe incertezze. Non è il contenuto in sé delle misure anti-Covid che preoccupa in vista del ritorno a scuola i dirigenti scolastici veneti, ma l'incertezza che ancora regna a una manciata di giorni dalla ripresa delle lezioni e il timore che le nuove disposizioni non abbiano una stabilità sufficiente. Evviva le discussioni di principio, ma chiediamo decisioni nette e chiare. Però non che cambino fra 3 giorni e poi fra una settimana. Capiamo l'evoluzione, ovviamente c'è un'evoluzione del contagio, c'è un'evoluzione anche, e speriamo in positivo, del numero dei vaccinati e quant'altro, ma abbiamo bisogno di poter programmare con un minimo di... Noi e aggiungo anche le famiglie, per cortesia, indicazioni chiare in cui si dice, se ci sono queste condizioni si fa così. Il nodo non è se sia meglio la didattica in presenza o a distanza, se i non vaccinati vadano o no lasciati a casa, continua Tivulli, ma è consentire al mondo della scuola di adempiere al proprio ruolo. Se è possibile teniamo i ragazzi in classe, si tenga presente però che sarebbe, io credo, di estrema complessità poter gestire un pezzo di classe in presenza, un pezzo in didattica a distanza e a geometria variabile, cioè con 3 e con 4. Inutile, mettere un'ipotesi di flessibilità che poi non si è in grado di gestire. Un rientro, quello del 10 gennaio, su cui gravano anche le assenze di personale. Si stima tra il 5 e l'8% in Veneto, che sta producendo l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori della scuola. Dall'entrata in vigore del provvedimento avevano 20 giorni per mettersi in regola. Dal 15 dicembre ci siamo proprio in questi giorni e stanno partendo le prime sospensioni e quindi dal rientro sicuramente ci sarà questo problema da affrontare. Tra i tanti dubbi per i cittadini trevigiani c'è una sola certezza: i bimbi devono poter tornare a seguire costantemente in presenza le lezioni. Sentiteli. Non mi sembra che lo prendano a scuola, sono molto attenti nelle classi, con le mascherine, con l'aria, con tutto quanto. Quando lo prendono è fuori, quindi non è la scuola che ha il contagio. Non è né questo né quello, che certi che va a lavorare mattina e sera, mamme e papà, e i fioi, stai qui nonni, e se certi nonni non a casa, chi si lavorare dove siamo itosati. C'è bisogno di tornare a scuola anche per una vita più sociale, per gli studi e tutto quanto, perché comunque è diverso. Quindi io sono più dalla parte del tornare a scuola, diciamo. I ragazzi hanno diritto e bisogno di andare a scuola. Io penso che arrivati a questo punto dobbiamo essere in grado di affrontare quello che stiamo vivendo, fare tesoro dell'esperienza di questi anni e non fare più danno ai ragazzi, punto. Bisogna cominciare a convivere col virus. Anche lei ce l'ha avuto il Covid. È stata a casa una settimana e è tornata a scuola. Sì, se poi lo vietano non c'è niente da fare, però sempre meglio che vadano, sì, anche metà giornata per quel poco, però loro hanno bisogno di stare insieme e di fare le loro attività. E poi c'è l'esperimento iniziato venerdì scorso a Zerobranco, i tamponi in municipio per le quarantene degli studenti, delle classi in quarantena, per chi è in quarantena e anche per i loro familiari, un modo per aiutare anche i Covid point, sgravare i Covid point e aiutare gli stessi ragazzi e le loro famiglie. Non è più un esperimento, non lo sarà più, infatti aderiscono al progetto altri 64 comuni della Marca.
capofila dell'iniziativa Zero Branco lo scorso 31 dicembre. Ora al progetto aperto a tutte le amministrazioni hanno aderito 2/3 dei comuni della Marca trevigiana. 64 comuni anche in forma aggregata, e quindi parlo per esempio di 3-4 comuni che magari hanno l'istituto comprensivo insieme. Diciamo che quasi tutta la provincia è stata coinvolta, tranne appunto quei luoghi dove già si fanno i tamponi o ci sono diciamo i Covid point, ma per esempio anche Treviso ma anche Oderzo, nonostante hanno la sede del Covid point, comunque hanno dato la disponibilità per poterlo fare. Praticamente quasi la totalità delle amministrazioni, a parte i comuni come ad esempio Casiera, ha spiegato Paolo a Roma, dove era presente già un servizio collegato ai ragazzi, oppure comuni piccoli che si sono uniti. Iniziativa che andrà a sgravare i Covid point nella Marca, presi letteralmente d'assalto nelle ultime settimane. Insomma, i ragazzi e non solo non dovranno più fare lunghe file per i tamponi, perché potranno eseguire il test direttamente nei municipi dei loro comuni. Le fasce a cui si rivolge appunto sono quei ragazzi proprio relativi ai tamponi scolastici e quindi alle loro famiglie, quindi collegati al ragazzo, alla famiglia, sia dei ragazzi dell'infanzia, delle scuole primarie ma anche delle scuole superiori e delle secondarie di primo grado, e anche appunto alle persone fragili, quindi qui parliamo proprio anche di quei ragazzi in assistenza scolastica che vengono anche già assistiti dai nostri servizi oppure proprio dalle persone con fragilità, e quindi andiamo a parlare della situazione proprio della disabilità. Ora le amministrazioni con il supporto dell'ULSS si stanno organizzando. Una volta acquisita la strumentazione e soprattutto dopo aver ottenuto l'adesione dei volontari tra gli operatori sanitari, partiranno in tutti i comuni. La formazione viene fatta, come nel caso di Zero Branco, proprio dall'azienda sanitaria stessa, e così anche poi l'attività che viene fatta è svolta proprio da volontari, che sono gli infermieri, gli OS e i medici e i pediatri, che si sono messi a disposizione. Quindi degli stessi comuni. Degli stessi comuni. Ancora la sanità, ma non parliamo di Covid, parliamo però di un disagio forte, quello dell'assenza, la cronica mancanza di medici di base sul territorio in numerose zone del Veneto e anche della Marca. Abbiamo raccontato soltanto qualche giorno fa di quanto accadeva con le proteste e le file a Quinto di Treviso. Arriva una delibera regionale per cercare di tamponare questo problema. Abbiamo 500 zone carenti, che vuol dire che quindi mancano 500 medici di base in 500 comuni. Di fronte a questo scenario, con una delibera di giunta, la Regione rende organico in tutte le ULSS il provvedimento che consente ai medici di base di aumentare in via volontaria e temporanea il massimale di assistiti, prevedendo contemporaneamente anche un sostegno economico. Abbiamo la possibilità di alzare da 1500 a 1800 e riconosciamo un tanto ad assistito per quanto riguarda i collaboratori di studio, per aiutarli ad avere più assistiti. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre. Ai medici che aderiranno verrà riconosciuta un'indennità per il collaboratore amministrativo di studio fino a 2 euro per assistito, che si sommano ai 3,50 euro per paziente già previsti. Non è la mancanza di professionisti a impedire alla Regione di coprire i posti scoperti. In graduatoria ce ne sono 600 e altri 400 saranno formati per il 2023. Non riusciamo a coprire le zone carenti perché i medici oggi possono anche scegliere di non andare in quella zona carente, perché hanno altri incarichi. Il resto l'ha fatto la pandemia, occupando nelle USCA altre 400 medici che a emergenza finita potranno essere reimpiegati negli studi di paese. L'altro fronte è quello della continuità assistenziale, le cosiddette guardie mediche. Anche qui mancano medici, una carenza di medici, ma anche perché ci sono oggi gli incarichi delle USCA, ci sono altri incarichi. Allora abbiamo portato l'incarico della continuità assistenziale alla stessa tariffa dell'incarico di USCA, prenderebbe 23 euro ora, con le USCA prendono 40 euro l'ora. Abbiamo portato questi incarichi la possibilità ad aumentarli fino a 40 euro l'ora. Per ora, secondo la Regione, non c'era altra strada. Il provvedimento peserà sul bilancio annuale per 52 milioni di euro. Non è la soluzione, cioè qui c'è veramente bisogno di una soluzione drastica, ed è la discussione che è in itinere con il governo, con il ministro Speranza in questo momento. C'è un cambio radicale dell'ACN, l'accordo collettivo nazionale, che è appunto lo strumento principale su cui oggi noi poggiamo e oltre il quale noi non possiamo andare. La cronaca adesso fatale a Carlotta De Rossi, la 18enne morta nell'incidente di Fontane di Villorba la notte di Santo Stefano. È stato il trauma cranico riportato venendo sbalzata dall'abitacolo della Ford Fiesta su cui viaggiava insieme ai 3 amici rimasti solo lievemente feriti. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita nel pomeriggio dal medico legale Alberto Furlanetto, incaricato dalla procura di chiarire
le effettive cause del decesso della studentessa dell'Istituto Tecnico Turistico Mazzotti, morta sul luogo del sinistro. Ulteriori valutazioni il medico potrà farle una volta eseguita la perizia disposta dal pubblico ministero sulla dinamica dell'incidente, per il quale è indagato il ventenne che si trovava alla guida. Non risulta ancora concesso il nulla osta per i funerali che arriverà probabilmente domani. Un altro incidente invece ha riguardato, fortunatamente con conseguenze diverse, il ciclista britannico Alexander John Richardson della squadra Alpecin Phoenix. È stato tamponato da un furgone mentre si allenava nei pressi di Montebelluna. È successo il 28 dicembre scorso e ha riportato una frattura a un piede e una frattura scomposta alla clavicola. 2 giorni dopo il campione ha scelto l'unità operativa complessa di ortopedia di Oderzo per essere operato. È stato quindi trasferito nel nosocomio Opitergino per l'intervento alla spalla. La frattura alla clavicola, afferma Enrico Rebuzzi, direttore dell'ortopedia di Oderzo, sono abbastanza comuni nei ciclisti e non vengono sempre operate. La frattura frammentata e scomposta riportata da Richardson però non era tra le più comuni. Si è trattato di un intervento delicato e non privo di rischi. All'atleta è stata applicata una placca in titanio premodellata. L'intervento è ben riuscito, non ci sono stati problemi. Il paziente è stato dimesso la mattina dopo in buone condizioni ed è tornato dunque in Inghilterra. E adesso il via ai saldi domani, i saldi invernali che sono ancora una volta e una volta di più nel segno dell'incertezza. Tutto è pronto per i saldi al via domani 5 gennaio. Fuori dai negozi i clienti prendono la mira, dentro i commercianti si preparano e sperano, fiduciosi come questi negozianti del centro di Treviso. Stiamo preparando, ci stiamo organizzando, Covid permettendo. Io sono anche convinta che si lavorerà, certamente, spese mirate. Nel secondo inverno di pandemia è però ancora l'incertezza a dominare previsioni e strategie incoraggianti all'inizio stagione, poi a dicembre un improvviso fermo. È stato anche bene fino a novembre, dicembre è stato un po' sotto, un po' così, sottotono, perché pensavamo di lavorare di più. Un po' meglio gli affari a Natale, anche perché rispetto al 2020 non c'è stata partita. Si sta parlando di un risultato positivo raffrontato ad un anno che era il disastro assoluto. E quindi l'atteggiamento per i saldi sarà, come è stato per i mesi precedenti, positivo. Appare comunque difficile, se non impossibile, replicare il successo dei saldi estivi. Il sentiment di tutti era diverso, mentre adesso comunque si sta parlando di dati che continuano a salire, di contagi che continuano a salire, quindi ci si aspetta comunque una frenata dal punto di vista psicologico più che dal punto di vista del portafoglio. Ecco, non è che manchino i soldini, ma manca la voglia di acquistare. Intorno ai 150 euro la spesa pro capite, secondo le stime nazionali. A incidere anche i rincari sull'energia e sui beni di consumo, che potrebbero raffreddare la propensione all'acquisto o addirittura incentivarlo, approfittando oggi del saldo prima di dover subire il rincaro di domani, anche sulla moda. Io ho sentito molti fornitori che hanno detto che il rincaro ovviamente delle materie prime, la lana piuttosto che il cotone eccetera, subiranno dei rincari e quindi questo a valanga arriverà in tutta la filiera e quindi anche al pubblico finale, al cliente finale. Allora sentiamoli i clienti finali, i potenziali consumatori per i saldi. Non vedo l'ora che comincino. Ecco, intanto state addocchiando. Intanto stiamo addocchiando e appartando anche quello che ci piace, poi domani faremo un giro. Più o meno quanto si può spendere quest'anno, signora? Guardi, per me è abbastanza ridotto, visto le spese in previsione anche delle spese future su bollette, quindi insomma sui 200 euro, non di più. Beh, siamo sui 250-300 euro. Quello che si riesce a risparmiare mensilmente, io sono una che risparmia solitamente, quindi investo eccetera, perciò il giusto sui 200 euro. Hanno un 100 euro, penso che possano bastare come spesa. Comprerò un paio di scarpe nuove molto probabilmente. Ne approfitterò e cercherò di prendere qualcosa che mi piace. Ecco. Ha già addocchiato quello che... Magari qualche paio di scarpe, qualcosina dai, andrò in giro a vedere. Sicuro voglio prendere qualcosa, sì. E quanto avete da spendere? Quello è il problema di fondo. Ma non si dice solitamente, non tanto. Però puntiamo sui saldi proprio per quello. Quindi si prende bene la mira e poi si colpisce? Sì, esattamente.
Ma su Domani e sui primi giorni dei saldi c'è anche lo spettro del maltempo, l'allerta per le prossime ore, soprattutto dal pomeriggio in poi, con temporali e forte vento, ma non solo, in tutto il Veneto. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un bollettino nel quale si dichiara lo stato di attenzione nella regione anche per gelate previste dalla mezzanotte di domani alle 8 del 6 gennaio. L'allerta riguarda la costa e la pianura limitrofa anche per vento forte dalle ore 18 di domani alle 8 del 6 gennaio. I fondovalli prealpini per nevicate attese dalle 15 di domani alle ore 8 del 6 gennaio. Temperature in calo dal pomeriggio con limite delle nevicate in sensibile abbassamento a partire dalle Dolomiti fino a quote collinari in serata con possibili anche formazioni di ghiaccio. Dunque il maltempo e l'inverno insomma che ritorna definitivamente anche da noi e questo ha portato l'amministrazione di Chiarano e chi si occupava dell'organizzazione del Panevin di Chiarano, l'abbiamo raccontato ieri, l'ultimo dei Panevin rimasti dopo lo slittamento per il pericolo dei contagi a dare forfait. Dunque domani, e vediamo le immagini, insomma domani salterà, non ci sarà il Panevin di Chiarano come era stato invece annunciato dal sindaco ieri, anche con un certo orgoglio in difesa insomma delle tradizioni del Panevin. Ovviamente era previsto con tutte le limitazioni del Covid, ma il maltempo ha spinto a decidere di cancellare, di far saltare il Panevin previsto per domani a data da destinarsi. Forse verrà recuperato più avanti, ma eventualmente ve lo diremo nei prossimi giorni. Adesso ci spostiamo nel Bellunese. E ripartiamo dal Covid con la brutta notizia la morte di un ragazzo di 33 anni in terapia intensiva a Feltre, un ragazzo appunto che si trovava ricoverato nell'ospedale di Feltre per il Covid, una delle vittime più giovani nel Bellunese. E nel frattempo continuano le sospensioni per l'inadempienza all'obbligo vaccinale per i medici iscritti all'albo dell'Ordine di Belluno. Ieri sera il direttivo provinciale ha irrogato 10 sanzioni di sospensione, 6 medici, 3 odontoiatri iscritti entrambi agli albi. La segnalazione è arrivata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri al termine dei controlli incrociati dei dati. E torniamo a parlare nel prossimo servizio delle condizioni dei due eremiti diocesani, padre Romeo Simonetti e sorella Letizia, positivi al Covid. Il primo che si trova nella canonica di Laste di Rocca Pietro e la seconda ricoverata in terapia intensiva proprio a Feltre. C'è apprensione all'Aste di Rocca Pietro per la salute di padre Romeo Simonetti e di sorella Letizia, entrambi contagiati dal Covid-19. Padre Romeo attualmente si trova isolato nell'eremo di Laste di Rocca Pietro, mentre sorella Letizia è in gravi condizioni al Santa Maria del Prato di Feltre, dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Padre Romeo è originario di Zoppè di Cadore ed è stato monaco trappista prima di scegliere la vita eremitica, maturata nel monastero di Valle Chiara a Roma, dove ha conosciuto sorella Letizia. Insieme, si legge nel bollettino del santuario del Nevegal, nel 2008 si sono trasferiti all'Aste di Rocca Pietro per una permanenza provvisoria. L'anno successivo padre Romeo è stato nominato amministratore parrocchiale di Laste. Nel 2011, durante una cerimonia al santuario Maria Immacolata sul Nevegal, celebrata dall'allora vescovo Giuseppe Andric, padre Romeo e sorella Letizia sono stati consacrati eremiti diocesani. Preghiera e lavoro, la loro filosofia di vita che conducono nell'eremo di Laste. Sorella Letizia in particolare è architetta e si dedica alla realizzazione di icone che sono molto richieste. La loro scelta di vita potrebbe averli tenuti lontani dalla decisione di vaccinarsi, ma sul merito non vi è alcuna certezza. Il vescovo Marangoni, salito all'Aste per celebrare la messa nella chiesa di San Gottardo, ha invitato i parrocchiani a pregare per padre Romeo e sorella Letizia e ha raccomandato a tutti di tenere comportamenti rispettosi delle norme di sicurezza. I contagi anche nel Bellunese corrono, ma durante le festività i cittadini si sono comportati responsabilmente, lo dice il questore di Belluno, Maggese. Non abbiamo avuto situazioni di particolare
emergenza con riferimento alla fine dell'anno, anche e soprattutto grazie a quello che è stato lo spirito civico della cittadinanza, che si è comportata in maniera assolutamente rispondente. Le aspettative non sono state deluse, nessun assembramento e comportamenti irresponsabili. I bellunesi hanno risposto con coscienziosità alle norme di legge previste dalla situazione d'emergenza causata dalla pandemia. Natale e Capodanno vanno in archivio senza eccessi, pur se è rimasta negli animi di tutti la sensazione di inquietudine per l'aggressione in pieno centro di un cittadino che aveva sorpreso un gruppo di ragazzini in flagranza di danneggiamento di auto in sosta. È un fenomeno che al momento di cui io non mi preoccuperei, ma di cui mi occuperei, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Quindi senza come dire, allarmismi eccessivi, sono abbastanza fiducioso sul fatto che dovremmo riuscire in qualche modo a dare una definizione alla situazione. Insomma, il cerchio pare essersi chiuso e i risultati non tarderanno ad arrivare. Sono delle dinamiche che possono accadere anche in luoghi come Belluno, che magari fino ad oggi ne erano rimasti immuni. Prossimamente i reparti della polizia saranno impegnati a garantire la sicurezza in occasione della Coppa del Mondo di sci femminile a Cortina. Cortina proprio si manifesta per essere un luogo deputato a questo tipo di eventi, che naturalmente comportano tutta una serie di misure da adottare, e in questo contesto di pandemia queste misure sono anche più intense, particolari. L'auspicio è che l'aumento dei contagi non penalizzi l'evento sportivo bloccato da 2 anni a causa della pandemia. Abbiamo visto il servizio con le parole di Mario Conte a proposito della polemica sui fondi di rigenerazione urbana negati ai tanti comuni del Veneto, e anche l'iniziativa forte, la provocazione, che può essere anche un vero e proprio obiettivo, quello di arrivare a Roma e restituire le fasce tricolori. A questo coro si aggiunge anche quello del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, ma anche di tanti altri sindaci del bellunese. In Veneto, dice Massaro, sono stati finanziati progetti per 30 milioni contro i 3 miliardi e mezzo ammessi. Tra questi ci sono quelli presentati dal comune di Belluno, che paga per il suo basso indice di vulnerabilità sociale. Se arrivassero subito questi soldi saremmo in grado di fare opere importantissime, continua Massaro, come parcheggi sotterranei o rilancio completo dell'area del Nevegal, con 4 milioni di euro di investimento e molto altro. Altrimenti rimarremo fermi con progetti cantierabili, non riusciremo a spendere le risorse del PNRR. È assolutamente inaccettabile, continua Massaro, che i soldi siano andati prevalentemente al sud, quindi anche il comune del Bellunese, ovviamente insieme al sindaco Conte e agli altri comuni veneti in questa battaglia che potrebbe portare anche questa clamorosa azione di protesta nei prossimi giorni proprio a Roma. Siamo in chiusura, vi ricordo il numero per mandarci i video dei vostri presepi, 351 175 5340. Come sempre la richiesta che vi facciamo è quello che i video siano della durata di almeno 20 secondi e in orizzontale. Continuate a mandarli, continueremo infatti anche in questi giorni, anche dopo l'Epifania, a mostrare le vostre natività, i vostri presepi. Questa sera però facciamo un'eccezione, perché andiamo a vedere e a scoprire la natività allestita nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso, tradizionale, e la scopriamo con le parole di uno dei suoi artefici, Luigino Visentini. Con queste immagini e queste parole ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. Quest'anno a che cosa si è ispirato? Niente, a delle case di un borgo rurale nella Marca trevigiana, quindi architetture più o meno spontanee di fine 800, inizi 900. Abbiamo visto che in questa rappresentazione non manca la vite. No, la vite non manca, perché la vite è la vita. Per fare un presepio ci vogliono dai 3 ai 4 mesi. E si comincia quando? Si comincia a settembre e poi si lavora in chiesa alla sera, perché è l'unico momento in cui la chiesa è libera, e quindi con i disagi, che il tempo, il freddo. Com'è che parte? Si fa un disegno? Come funziona? Si fa un disegno di massima e poi deve frullare nella testa l'idea, no?
se frulla nella testa poi si traduce in pratica. Insomma, un po' come una pittura, una scultura, per esempio. Più o meno sì. Un gesto d'arte oltre che di fede. Un gesto d'arte, ma soprattutto di preghiera, perché preghiera è stare lì ore e ore a fare questo lavoro. L'augurio che ci dobbiamo fare è che soprattutto che abbiamo e coltiviamo la speranza che soprattutto questo momento di pandemia passi e passi per tutti. E poi naturalmente auguro buone feste a tutti i telespettatori di Antena 3 Nord-Est. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. L'anticiclone che negli ultimi giorni ha portato stabilità atmosferica viene smantellato dall'ingresso di un fronte atlantico. Cambia dunque il tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 5 gennaio. Sul Veneto peggiora il contesto meteorologico, molte nubi, al mattino poi qualche pioggia sui settori nord-occidentali, più asciutto invece altrove. Col passare delle ore precipitazioni via via più diffuse e localmente anche intense. Quota neve in calo fino a 1300 metri sulle Prealpi, a 900-1200 metri sulle Dolomiti. Temperature ancora stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime in aumento sui 6-11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, avremo rovesci un po' ovunque come vediamo e saranno anche intensi specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la perturbazione appunto non risparmia nemmeno la nostra regione. Pioverà per tutto il giorno, qualche fiocco di neve sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.